La provincia di Agrigento si prepara a celebrare Papa Giovanni Paolo II a 20 anni dalla storica visita nella città dei Templi. Il ricordo delle giornate in cui il pontefice ha omaggiato la città con la sua presenza, pronunciando rigorose e autentiche parole di conversione. L'Arcidiocesi agrigentina celebra Karol Wojtyła con una serie di eventi che si svolgeranno dal 1 al 13 maggio. Mercoledì 1 maggio, nell'ambito del Giovani in Festa che si svolgerà a Sambuca di Sicilia, particolare attenzione sarà riservata al messaggio del Papa ai giovani siciliani durante l'incontro allo Stadio Esseneto di Agrigento. Mercoledì 8 maggio alle 10 si svolgerà un incontro con i ragazzi delle scuole della provincia al Teatro Pirandello. Il programma prevede prima alle 8:30 il raduno a Porta di Ponte, poi un corteo per la via Atenea per visionare la mostra fotografica Il Papa di Casa Nostra, allestita nelle vetrine di via Atenea con gli scatti e ricordi personali degli agrigentini. Alle 19:30 è il momento della fiaccolata da Piano San Gregorio a Piazza Cavour, dove si terrà un momento di riflessione e di preghiera. Giovedì 9 maggio alle 18 organizzata una tavola rotonda commemorativa della visita del Papa ad Agrigento al Teatro Pirandello. Venerdì 10 maggio ci sarà il ritiro dei sacerdoti e della vita consacrata nella parrocchia San Gregorio di Agrigento. Domenica 12 maggio sarà celebrata la giornata mondiale per le comunicazioni al seminario di Agrigento con un convegno dal titolo Evangelizzazione e comunicazione. Lunedì 13 maggio sarà la giornata dedicata al mondo della sofferenza con un incontro di solidarietà all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Tra gli eventi collaterali sono previste iniziative nelle scuole dell'Agrigentino per riproporre il messaggio di Karol Wojtyła ai giovani, la pubblicazione e diffusione di un volume con i suoi discorsi.